Eccoci qua, abbiamo visto che c'è un altro messaggio, vediamo di leggerlo anche insieme adesso, appena ci viene ingrandito. Grazie Valeria, ti auguro di non perdere mai quel sorriso sul viso e quella luce nei tuoi occhi che solo tu conosci, Giancarlo. Giancarlo, è un grande uomo Giancarlo, grazie per i complimenti. Ieri anche una signora che è stata in ufficio e che vede tutte le mie trasmissioni mi ha detto che sono una bella donna. Grazie. È vero, troppo buoni. È verissimo questo. Così chiacchieravamo prima fuori onda, voglio rendere partecipi i nostri telespettatori di questo, perché come giustamente tu sottolineavi un errore frequente comune, malefico errore, perché io dicevo ma il primo incontro come avviene? Magari una bella telefonata, poi ci si incontra per un caffè, per un aperitivo, non so, una pizza, che so io, e invece tu mi dicevi attenzione, la cosa non è del tutto vera. Cos'è che succede ed è sbagliatissimo che avvenga? Succede che per esempio la voce non la sentono perché si messaggiano, perché hanno paura di chiamare la persona in un momento in cui non può rispondere. A mio avviso è una scusa, perché innanzitutto io dico sempre al cellulare puoi chiamare l'altra persona, quella che risponde, ti dirà posso o non posso, in questo momento non posso. Non è una scortesia, è semplicemente un'informazione. Se ti dice che in quel momento non può parlare, la richiami in un orario, basta chiedere in che orario ti posso chiamare. Ma diciamo che dietro questa scusa, questa paura di invadere lo spazio altrui, si prende la strada più breve, si mandano i messaggi. Che poi quindi non c'è neanche più la voce. I messaggi che poi guarda il mio profilo, portano a travisare, perché una persona scrive una cosa, l'altra ne capisce un'altra, ma lo abbiamo tutti i giorni come esempio, che magari una persona ci manda un messaggio, a volte anche per lavoro si travisa, perché un messaggio ha poche parole chiare nella testa di chi lo spedisce, e chi lo riceve invece magari è in balia di altre cose, di preoccupazioni, di pensieri negativi, di lavoro, di stress, e capisce molto spesso altre cose. E poi dice guarda il mio profilo, o si guardano i profili Facebook, Instagram, che sì, e lì cominciano i pregiudizi. E le foto, no? E lì cominciano i pregiudizi. Cominciano i pregiudizi, che sono la mannaia più terribile che abbiamo in tutta la vita, in qualsiasi settore e ambito, perché lì no perché sei bionda e stupida, no perché sei mora allora è quella da sposare, io in questo momento non mi voglio sposare, no perché è magra, no perché è morbida, no perché non mi piace, no perché porta gli occhiali, magari ce li aveva in quel momento e invece nella vita non li porta, e no perché ha le sopracciglia a gabbiano, e no perché, cioè tutte cose che alla fine secondo me nascondono solo la paura di comunicare, perché abbiamo perso questa abitudine di comunicare con le persone. Poi vai a indagare nella vita delle persone che sul profilo Facebook mettono tutto, vita, morte, miracoli, foto di qualsiasi stupidaggine possono fare, svelandola al mondo intero, no? Quindi... Sì, e rendendo anche partecipi le altre persone solo di qualcosa che nella testa di chi l'ha messo ha un senso, nella testa di chi la guarda ha un altro. Non è a caso che oggi le aziende prima di fare i colloqui si fanno mandare i curriculum e poi guardano sul web, certo, vedono cosa c'è e decidono di scartare certe persone. Questo proprio è un concetto che non entra in testa nelle persone. No, perché è diventata una moda, quindi tutto mettono tutto. Io ho avuto il piacere di ascoltare un parlamentare che è uno specialista del web e ha detto fate attenzione, perché archiviare in modo digitale non costa nulla oggigiorno, non costa pressoché niente, quindi i big data, i grandi centri di raccolta dati immagazzinano tutto, dalle frasi che scriviamo alle foto, a tutto quello che noi mettiamo nel web. E ha detto non si sa mai che fra 10 anni non le usino per qualcosa contro di voi. Infatti. Ma questo non entra nella testa delle persone. Infatti è un concetto a lato, vabbè. Vediamo un annuncio. Laura di 32 anni, provincia di Padova, educatrice infantile.
Mi riesce difficile fare una presentazione, sono timida ma so essere anche una buona compagnia. Ho un particolare fiuto per le persone che ne approfittano e le elimino subito. Ti cerco vero così come sei, senza paraventi, storie o bugie, la vita è una bella emozione da vivere in due. Cosa diciamo di Laura? Ecco, allora diciamo che per esempio vedere una foto è come leggere questo annuncio qua. Allora l'annuncio è una parte della persona, ma non è tutta la persona. Per capire com'è la persona veramente lo sappiamo un po' noi che abbiamo fatto uno o più colloqui, ma se una persona decide che quella descrizione là è la persona giusta o la persona sbagliata della sua vita, potrebbe prendere una grande cantonata, perché quello è un aspetto e questo fa parte anche del discorso della fotografia, perché è un aspetto la foto ma non è tutta la persona, quindi bisognerebbe proprio aprirsi alla curiosità di conoscere veramente le persone. Una volta che le abbiamo conosciute, mal che ci vada, abbiamo avuto un amico in più, un'amica in più, abbiamo passato una bella serata, abbiamo fatto una chiacchierata, magari lo rivediamo ancora come amico o come amica e continuiamo a incontrare le persone per trovare il compagno o la compagna. Assolutamente, pare quasi però incredibile che forse la timidezza di questo annuncio qui, che vive a Padova, comunque una città che dà diverse opportunità, aperture per una persona che ha 30 anni, con queste caratteristiche che non possa trovare nella normalità, quindi veramente sembra è il paradosso della modernità. Ma perché poi anche la timidezza è un fattore. Ecco, se io per esempio sono una persona timida, ma che uno non direbbe mai. Chi lo direbbe che mi vedono in televisione da 20 anni? Però io in certi momenti sono una persona timida, tant'è che non mi riconosco neanche io a volte, perché dico, ma allora faccio uno sforzo e dico no, devi fare questa cosa anche se sei timida, e la faccio. Quindi la timidezza a volte non è neanche tanto individuabile così come pensiamo che sia. Magari questa ragazza qua nel suo lavoro è spigliata, però magari poi quando è tempo di incontrare qualcuno magari abbassa gli occhi e questa persona non si incontrano più perché è lei che lo schiva. Può essere, ecco, non è sempre che una parola ha sempre lo stesso senso in tutti gli aspetti della vita, ci sono le sfumature che fanno la differenza, per fortuna, perché altrimenti biondi e mori saremmo tutti uguali. Esatto, assolutamente. Vediamo un altro annuncio, oppure un messaggio. Claudia di 43 anni, sempre Padova, divorziata, senza figli, vivo sola e dedico il mio tempo libero a me stessa e agli amici. Mi considero una donna disinvolta, senza inibizioni, capace di saper scindere la passione dall'amore vero, disponibile ad incontrarti anche da subito purché tu abbia intenzione di stabilire una relazione. Questo tipo di messaggio com'è? È un po' particolare rispetto agli altri. È un po' particolare, questa è una giovane donna che lavora come sarta, insomma dire sarta è riduttivo perché lavora per l'alta moda. Ed è una ragazza che non ha, una donna che non ha pregiudizi, è una persona che non si ferma e che anche non ha paura di affrontare cose nuove, quindi non si preclude niente, sempre nel giusto, nel vero, nel corretto, non si preclude niente. Tra l'altro è una ragazza molto simpatica, dico ragazza perché c'ha proprio insomma è una donna ma sembra quasi una ragazzina, anche complice il fatto che lavora nella moda, quindi insomma sa anche atteggiarsi, lavora per la moda, quindi sa atteggiarsi, stare insomma al suo posto al momento giusto e essere anche appariscente quando vuole, ed è una ragazza interessante perché appunto ha questa marcia in più mentalmente, è aperta, non si spaventa delle situazioni nuove ed è una possibilista. Quindi è positivo questo. Sì. Sono contenta di aver conosciuto Leonardo, un uomo speciale, grazie a tutte voi, Fiorenza. Questi sono i nostri iscritti che ci mandano i messaggi e ci testimoniano che insomma abbiamo fatto un buon lavoro, e questo a noi serve come energia per tutte le altre persone. Sì.
Lo so che chi ci guarda pensa che il nostro lavoro è facile, che scambiamo 2 numeri di telefono, non è assolutamente così. Cioè, appunto guardando quello che sta dietro è molto molto di responsabilità, è complesso. È importante come una persona si presenta da voi, e quindi prima accennavi al discorso della moda, dell'abbigliamento, di come uno viene da voi al colloquio. Sì, dovrebbe essere pensato anche sempre come un colloquio di lavoro. Quando una persona va ad un primo colloquio di lavoro, almeno al primo, dovrebbe essere preparata al meglio e conforme al luogo dove va e al motivo per cui ci va. Per esempio nei giovani questo non è mica chiaro, no? Noi abbiamo fatto degli annunci per delle ragazze per lavoro e capitavano lì in scarpe da ginnastica. Ora voglio dire, in scarpe da ginnastica ci può andare in una palestra magari, ma non da noi, e venivano puntualmente scartate. Cioè io mi rifiuto di assumere una persona che al primo colloquio di lavoro viene lì in scarpe da ginnastica, possono essere costose, alla moda, non mi interessa, quello non è un luogo per le scarpe da ginnastica. Che lavorano da voi hanno quindi anche un certo modo di hanno anche un abbigliamento, e le persone che si recano da noi lo sanno benissimo, perché si recano sempre vestiti bene, curati, messi a posto. A volte addirittura sono loro che ci insegnano, perché appunto se noi non siamo a posto ci sentiamo a disagio, perché sì, loro lo sono, le persone che si recano da noi si recano al meglio. Infatti immaginavo, c'è uno che viene a parlare, a raccontarsi e vuole dare l'immagine di sé che possa trasmettere poi qualche cosa anche. Sanno che è una scelta importante e danno la giusta importanza anche all'atteggiamento, al vestito, al luogo. Giovani e non giovani? Sì. Ecco, escluso il fatto del lavoro, che li trovavo assolutamente fuori posto, sì, giovani e non giovani. Sì. Benissimo. Allora, tante cose sono emerse, speriamo di avervi trasmesso anche con una sola parola qualche cosa che si sia insinuato e vi aiuti in qualche modo se state cercando o comunque volete cambiare la vostra vita in senso positivo. Grazie a Valeria Pilla, Club di Più, grazie a voi di averci seguito, se non altro avete trascorso dei momenti molto molto piacevoli. Grazie ancora, buon proseguimento, ci vediamo domani.